Franco Jacob, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, lei è membro del Comitato delle Regioni come Bernard Soulages che abbiamo appena sentito qua a Bruxelles, uno dei 24 membri italiani, se non sbaglio. Certo. Lei è anche presidente del Consiglio regionale della regione Friuli Venezia Giulia, un bel pezzo di Alpi. Come lei vede arrivare questa strategia alpina con un entusiasmo enorme o con qualche timore rispetto allo statuto speciale della sua regione? Lo statuto speciale della nostra regione è figlio e conseguenza della particolarità, tra le quali il fatto di avere più di metà del territorio regionale di fatto montano, cioè alpino, e il fatto di incrociare in questa regione anche i tre grandi popoli che abitano le Alpi, i latini, i tedeschi e gli slavi, i popoli slavi. Quindi non possiamo che vedere con favore una idea e una strategia che unisca di fatto il mondo delle Alpi, che è stato per anni un mondo segnato anche da confini, anche da momenti difficili, da drammi che riconosciamo adesso, 100 anni all'inizio della Grande Guerra, che ebbe nelle Alpi un luogo nel quale si combatterono importanti e purtroppo drammatiche battaglie. Oggi invece è nel centro dell'Europa, è un luogo strategico, è un luogo di comunicazione, è un luogo di connessione. La nostra regione incrociano il corridoio Adriatico-Baltico, incrocia il corridoio Atlantico-Est Europa, si incrocia il mare e si incrocia un'opportunità che è quella di riconsiderare una politica unitaria, una strategia unitaria per questo ambiente che è l'ambiente alpino e per queste popolazioni che vivono nell'ambiente alpino. Abbiamo detto la strategia ha tre grandi pilastri, no? Innovazione, ambiente e comunicazione. Secondo lei qual è la priorità? Insomma, dov'è che se si deve scegliere dove si dovrebbe investire prima, prioritariamente? Dove si scommette? È difficile perché sono tre pilastri che sono complementari uno all'altro e devono essere affrontati tenendo presente che lavoriamo su un ambiente naturale, quindi la sostenibilità ambientale dovrà essere il tema conduttore di tutte le azioni. Abbiamo un ambiente di grande qualità che va affermato come ambiente di grande qualità e valorizzato proprio per le peculiarità che ha, le possibilità di affrontare uno sviluppo sostenibile in questo. Quindi energia, quindi comunicazioni stesse, quindi il rapporto anche con l'innovazione. L'innovazione possibile sarà un'innovazione che si sposa con l'ambiente, che si sposa anche nel modo di fare turismo nuovo, E nel sostegno modo anche di alle fare imprese, insomma, non dimentichiamoci e sostegno alle imprese, perché il momento ovviamente economico. il richiamo della pianura molto vicina, e lo vediamo rispetto alle nostre montagne, è un richiamo forte e quindi anche i minori costi e quindi anche le maggiori facilità a compiere lo sviluppo al di fuori del territorio alpino. Quindi aiuto, sostegno, ma in questa chiave, nella chiave della sostenibilità ambientale, che risulta essere il grande patrimonio che noi abbiamo, la possibilità di fare cultura oltre che fare sviluppo. L'azione di questa strategia ha un ruolo centrale, lo abbiamo detto, ce l'avranno le regioni e gli enti locali, insomma, sono pronte le regioni a affrontare la sfida? È un processo di formazione ovviamente, prima innanzitutto di convinzione, la convinzione che trattare la parte di Alpi che fa parte di una regione non è trattare un aspetto marginale o di un'area Fino adesso la montagna è stata un po' ai margini? È stata un'area considerata un po' sottosviluppata, ai margini, quindi con la necessità di alcune politiche tutto sommato di sussistenza, quasi di sussidiarietà Mentre adesso si parla di sviluppo. Mentre invece si parla di sviluppo, bisogna far comprendere che si parla di un progetto unitario, che è un grande investimento su un territorio che ha grandi potenzialità, che non è marginale ma che è centrale rispetto a politiche di sviluppo, quindi anche riorientando alcune visioni e alcune azioni. La nostra regione, ad esempio, ha appena presentato un progetto di sviluppo per la montagna nel quale tende appunto a richiamare i principi che sono definiti nei pilastri e ad inserirli in una progettazione non più guardando come un'area da sottosviluppo, ma un'area sulla quale investire per costruire sviluppo e opportunità.